Presidente Serracchiani, oggi ricomincia il tour sul territorio con la visita nella Bassa Friulana alla Metalinox e alla Friulera, due eccellenze che rappresentano comunque una buona prospettiva per la regione. Sicuramente sono un nostro punto d'orgoglio, anche perché sono aziende che nonostante la crisi in questi anni sono riuscite a crescere perché hanno investito molto in nuovi prodotti, nuovi materiali, ma anche in nuovi mercati. Ed è davvero un risultato straordinario per un territorio che vuole proporsi, ingrandirsi, ambisce ovviamente ad avere dei risultati importanti in un mercato sempre più complesso e devo dire che insomma troviamo imprenditori non solo coraggiosi e capaci e anche tanti lavoratori e tante lavoratrici e devo dire che questo mi ha fatto piacere in settori un po' particolari dove però oggettivamente la qualità del lavoro, la professionalità e la capacità di leggere i cambiamenti sono fondamentali. Sono aziende che viaggiano tra i 15 e i 25 milioni di euro di fatturato all'anno e hanno anche ottimi rapporti con l'estero, rappresenta anche questa una buona prospettiva? Sì, sono aziende che hanno un ottimo fatturato, che hanno questa credibilità internazionale importante, hanno penetrato e sono presenti su mercati internazionali da tempo e sono imprese che assumono e questo credo che sia importante, stanno facendo anche investimenti in capannoni nuovi, nell'allargamento delle loro strutture, ma anche insomma nella capacità da questo territorio di partire per conquistare nuovi spazi.